Bocciata come incostituzionale la legge regionale che prevedeva la residenza da almeno 15 anni in Veneto come via preferenziale all'accesso agli asili nido. Zaia replica: nessun razzismo. La frana di 2 giorni fa, isolato Cima Grappa, irraggiungibile dalla Marca, tempi incerti per la riapertura, programmi stravolti per turisti e ciclisti. Scontro frontale questa mattina tra un'auto e un camion. Vivo per miracolo, il conducente della vettura è caduto a Ormelle. Anche a Treviso stamane la protesta dei lavoratori delle poste, nel mirino l'accordo nazionale che prevede un servizio ridotto dei portalettere. Domani Nenini del matrimonio di Giancarlo Gentilini con la sua Maria Assunta. Siamo stati a trovare la coppia alla vigilia tra prove di vestiti e messaggi d'amore. A Castelfranco simulare esperienza per una trentina di giovani, 24 in clausura dentro il teatro accademico che per l'occasione si è trasformato in un singolare convento laico. Passaggio d'estate per il weekend alle porte, sole temperature che toccheranno i 30 gradi, ma da lunedì tornano le piogge. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che parte parlando, come avete visto e sentito dai titoli, con una mannaia che viene da Roma, viene dalla Corte Costituzionale, perché la Consulta ha bocciato la legge regionale del 2017 che prevedeva la residenza da almeno 15 anni in Veneto come via preferenziale all'accesso agli asili nido. Immediata la replica anche del governatore Luca Zaia, sentiamo. In gergo tecnico è la legge regionale numero 6 del 2017. Per tutti, fin dalla sua emanazione, era stata la legge del prima ai veneti nell'accesso agli asili nido. Preferenza per l'iscrizione al nido pubblico a chi risiede ininterrottamente o lavora da almeno 15 anni nella nostra regione. Oggi la mannaia della Consulta è calata sulla norma. Sentenza 107. Quella legge è incostituzionale perché contrasta con il principio di uguaglianza. Nello specifico, secondo i giudici, un criterio irragionevole per l'attribuzione del beneficio, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la residenza prolungata in Veneto e la situazione di bisogno o di disagio. Proprio alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri. L'opposizione in regione, per bocca del capogruppo del PD Stefano Fracasso, va subito all'attacco. Già al momento dell'approvazione, dice, avevamo denunciato come questa norma, oltre ad essere sbagliata, fosse anche illegittima, ma il macigno da Roma trova subito una replica anche dal numero 1 di Palazzo Balbi. Prendiamo atto con rispetto della sentenza, dice il governatore Luca Zaia, ma è lecito anche dissentire e osservare che la residenza di 15 anni in Veneto è un principio di civiltà. Sembra che questo sia un elemento di razzismo, di diseguaglianza, ma non è così, perché se noi pensassimo ad esempio di avere un posto solo a disposizione in un asilo e lì arrivassero 2 cittadini, uno che è residente da più di 15 anni e che ha un figlio e è residente da più di 15 anni in Veneto, e un altro cittadino che magari è arrivato ieri mattina e a parità di reddito entrambi i cittadini, a me risulta che il buon senso ci dica che dobbiamo dare il posto, quell'unico posto libero, prima a un Veneto, che può essere un Veneto da generazione oppure un nuovo Veneto, magari un immigrato arrivato da più di 15 anni, e poi a tutti quelli che vengono dopo. Invece la Consulta dice che davanti a quel posto libero non è giusto chiedere come priorità ai 2 che se non contengono la residenza, ma bisogna darlo a quello che è appena arrivato. Io penso che questo è contro tutti i principi. Insomma, dice Zaia, questa legge accusata di razzismo rischia paradossalmente di essere razzista proprio nei confronti degli immigrati irregolari che vivono da tanti anni in Veneto. Se vogliamo premiare questi 500.000 immigrati che sono qui da più di 15 anni, che si sono integrati in un progetto di vita, si sono comportati bene, contribuiscono alla formazione del nostro PIL, dobbiamo comunque dire che prima i veneti, cioè prima i veneti che hanno almeno la residenza di 15 anni, e dopo quelli che arrivano, che sono arrivati ieri mattina o che arriveranno domani. Parliamo di Pasta Zara adesso, perché il Tribunale di Treviso ha ammesso Pasta Zara SPA di Riese Pio X, come sappiamo, al concordato preventivo in bianco, come chiesto dalla società all'inizio di maggio, e ha nominato 3 commissari incaricati di elaborare un piano industriale di gestione delle esposizioni verso i creditori. Il termine ultimo per la presentazione del progetto di salvataggio di Pasta Zara è fissato per il giorno 8 ottobre 2018. Pasta Zara, controllata dalla famiglia Bragagnolo, è partecipata dalla finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia Friulia,
Italia e da Simest, e come sappiamo è debitrice di 241 milioni, 178 dei quali nei confronti di una cordata di banche, 73 delle quali riferibili ad affidamenti ottenuti dalle due ex banche popolari venete, dunque finiti nel portafoglio della SGA. Anche la finanziaria regionale Veneto Sviluppo, pur non partecipando al capitale di Pastazzara, sta seguendo da vicino il dossier, quindi un passo in avanti su questo fronte di Pastazzara. Adesso Cimagrappa, i problemi di una area isolata dal versante trevigiano a causa della frana di 2 giorni fa. Un problema viabilità denunciato da anni, tuona però il presidente dell'Unione Montana, e ci sono tempi incerti per la riapertura della strada provinciale. Cimagrappa isolata sul versante trevigiano dalla frana che ha costretto 2 giorni fa alla chiusura della provinciale Generale Giardino. Sacrario raggiungibile chissà per quanto solo dal Bassanese e dal Feltrino, e il problema della viabilità di questa particolare zona della provincia, che già patisce la mancanza d'acqua e la parziale copertura sia elettrica che telefonica, si mostra così in tutta la sua gravità. Si può accedere soltanto attraverso quella vicentina o attraverso nord verso la zona del Feltrino. E cosa stiamo facendo? Al momento è stata chiusa la strada, c'è la possibilità, oppure stiamo valutando delle possibilità alternative con una viabilità però carrareccia che rende alquanto improbabile la possibilità di arrivarci attraverso con i mezzi normali, macchine e quant'altro. Paradossalmente sono anche contento che sia esplosa la questione, perché poi effettivamente sono 2 anni che stiamo chiedendo alle istituzioni, soprattutto a livello nazionale. È assurdo che si possa pensare al centenario della Grande Guerra, dove si vanno a investire anche 6 milioni di euro, per cui una cifra cospicua, e non pensare di dirottarne qualcuno per la viabilità di accesso. Dopo il botta e risposta sull'argomento tra il sindaco di Asolo Migliorini e il presidente della provincia Marcon, è dunque il presidente dell'Unione Montana del Grappa a intervenire. Nessuna sorpresa, dice, si sa da anni che occorre mettere mano alla viabilità, e le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra sono state l'ennesima occasione persa per reperire fondi. E ora tocca fronteggiare l'emergenza, anche modificando il percorso dell'evento ciclistico in programma domenica. Sui tempi di riapertura di questa strada, cosa possiamo dire? Allo stato attuale non possiamo assolutamente dire niente, perché sono al vaglio dei geologi per capire l'entità della frana, per capire se può essere ripristinata in tempi rapidi. Io confido effettivamente che la cosa si possa risolvere nel breve volgere, però di questo appunto non posso dare alcun tipo di certezza. Allora la cronaca con immagini dello spaventoso incidente avvenuto questa mattina a Ormelle, poco dopo le 6:50, uno scontro frontale tra un'auto e un camion. L'auto, condotta da un 40enne, Peter Gino, è finita fuori strada, semidistrutta in un fossato. L'automobilista è stato estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco di Motta di Livenza e trasportato dall'ambulanza del SUEN 118 all'ospedale di Oderzo, e le sue condizioni miracolosamente non sono preoccupanti. Il traffico però lungo via Roma è rimasto a lungo bloccato. E a Breda di Piave invece sta tornando alla normalità la situazione, nella zona interessata ieri da una violenta bomba d'acqua improvvisa nel pomeriggio. La zona più colpita è quella di via Bovon, nei pressi di Piazza Nazioni Unite, come vediamo in queste immagini. Fortunatamente nessun grave danno per quanto riguarda questo improvviso nubifragio. Questa mattina sopralluogo per capire cosa possa aver causato l'allagamento di alcune zone, come vediamo in queste immagini emblematiche delle vie ricoperte di acqua. Adesso dalla cronaca la protesta di stamane a Treviso, in centro, davanti proprio alla sede dell'ufficio postale centrale, la protesta dei portalettere dei postini per lo sciopero nazionale indetto dai sindacati di base contro la riorganizzazione del lavoro, con i suoi effetti anche sugli utenti. Sciopero nazionale oggi dei portalettere, manifestazione anche a Treviso in Piazza della Vittoria. Contro soprattutto l'accordo che è stato siglato dagli altri sindacati firmatari e dal Post sul recapito a giorni alterni. Vuol dire che in portalettere non ha più una zona di recapito, ma la sua zona è divisa, ampliata, raddoppiata, divisa a metà, e un giorno ne fa una e il giorno dopo fa l'altro pezzo. Praticamente gli utenti riceveranno la posta 5 giorni su 14. L'accordo prevede poi che accanto alla
figura del portalettere classico vi sia quella denominata business, che consegnerà pacchi, e-commerce, corrispondenza estera. A cui però è stato cambiato completamente l'orario e stravolta la vita, perché partono dalla tarda mattinata fino alla sera, sabato comprese, e anche la domenica nel caso il cliente chieda della consegna domenicale. Lavoro il pomeriggio, mi è capitato questo turno da mezzogiorno e mezzo alle 8 di sera. Stravolgimento della mia vita, perché ho 2 bimbe, una di 10 e una di 5, le porto al mattino, una all'asilo e una a scuola, e poi vado a prendere la sera dai nonni. Bim bum bam, detto fatto, mi ritrovo in questa situazione, mie figlie non le vedo più. Tra le ragioni della manifestazione anche la questione occupazionale. L'azienda ha parlato a suo tempo di circa 15.000 esuberi, prevalentemente fra i postini. Per quanto riguarda noi CTD, cioè contratti a tempo determinato, noi sappiamo che noi facciamo 2 mesi, 3 mesi di contratto, poi i fortunati vengono riconfermati per altri 2-3 mesi, altri invece rimangono a casa 2 mesi, poi vengono richiamati sempre a tempo determinato. In sciopero oggi anche gli addetti a custodia e polizia delle palestre scolastiche del comune di Treviso. Presidio a Palazzo Rinaldi, quindi una delegazione è stata accolta dall'assessore Ofelio Michelani. I 40 addetti non hanno la certezza che alla scadenza dell'attuale bando saranno assorbiti dal prossimo gestore del servizio, perché manca un provvedimento del comune. Sentiamo allora l'intervista. La situazione di disagio è relativa al fatto che al 31 di agosto cessano tutti gli appalti in assenza di comunicazione vincolante da parte del comune di Treviso. Non si riesce a garantire la continuazione del servizio. Se i lavoratori finissero in NASPI per un mese, nonostante la buona disposizione da parte politica, da parte dell'assessore con il quale abbiamo parlato stamattina, si crea un guasto tecnico in sostanza. I lavoratori perdono la possibilità del passaggio diretto rispetto alla nuova assegnataria del servizio, e quindi perdono la possibilità di essere assorbiti dalla subentrante. In assenza di quella comunicazione, lo sciopero di oggi viene confermato. Tutti gli impianti sportivi scolastici resteranno chiusi. Adesso la corsa a Cassugana, apriamo la pagina delle amministrative. Oggi l'annuncio del candidato sindaco del centrodestra Mario Conte. In caso di vittoria, musei civici gratuiti per i residenti. Musei civici gratuiti per i residenti del comune di Treviso, così da trasformarli in un punto di aggregazione, oltre che di crescita culturale. A lanciare il progetto Musei civici da vivere è il candidato sindaco di centrodestra Mario Conte. Noi vogliamo far sì che i trevigiani entrino in contatto appunto con le potenzialità da un punto di vista culturale della nostra città. Uno dei dati che è emerso in questo mandato e che più ci allarma è che i trevigiani non conoscono la storia e la potenzialità della nostra città. Ecco che con questa iniziativa noi diamo la possibilità appunto di crescere anche da un punto di vista culturale. Musei che hanno perso, attacca il leghista, molti visitatori, andando così in perdita. Da qui l'esigenza, secondo il centrodestra, di introdurre una figura manageriale alla guida dei principali contenitori culturali cittadini, sul modello della Biennale o dei musei londinesi. Con una visione, l'abilità di creare un progetto con dei contenuti, dare anche una sostenibilità economica e saperlo comunicare, quindi con un progetto di marketing ma anche di comunicazione. Secondo noi questo è quello che sta mancando. Musei più accattivanti attraverso mostre temporanee, spazi dedicati ai bambini e ragazzi, visite guidate per i cittadini, progetti dedicati alle persone con disabilità e maggiore collaborazione con le associazioni. Infine il nodo Goldin. Il confronto con Marco Goldin c'è stato e ci sarà, perché riteniamo che sia un valore aggiunto per la nostra città. Tra l'altro la nostra visione di cultura si svilupperà su 2 binari, uno quello delle grandi mostre che garantirà anche una sicurezza da un punto di vista di sviluppo economico per le attività commerciali, e un secondo binario invece, quello che noi riteniamo anche molto importante, quello dell'esaltazione della cultura e delle associazioni, dei festival del nostro territorio. Altro tema caldo della campagna elettorale è la sicurezza, ma dalla giunta Manildo arrivano rassicurazioni sul presente e sul futuro. Diciamo un tema caldo, forse scaldato anche da qualche speculazione. Sicurezza a Treviso, stop a chi vuole gettare benzina su un fuoco che non c'è. Il messaggio dell'assessore al commercio e alle attività produttive Paolo Camolei. I destinatari, gli avversari di Giovanni Manildo in campagna elettorale. Treviso è una città sicura, lo dimostrano i fatti, ma lo dimostrano anche le analisi che sono svolte a livello nazionale. Treviso ormai è all'interno delle 10 città più sicure d'Italia. Questo non vuol dire che dobbiamo fermarci, vuol dire che il lavoro che abbiamo incominciato 5 anni fa
sta dando i suoi frutti e noi dobbiamo continuare. Il solito dilemma, sicurezza reale o sicurezza partecipata, ma gli strumenti, dice Camolei, ci sono. Credo che il tavolo con questura, con prefettura, con tutti gli organismi di controllo sia un tavolo che debba essere rinforzato, credo che i presidi con nuovi agenti devono continuare, non un presidio fisso ma un presidio in movimento, un presidio che va ad agire su tutte quelle che sono le zone più considerate di maggiore criticità. Senza dimenticare i 15.000 nuovi punti luce ora che il bando è stato pubblicato, illuminazione deterrente contro la criminalità e anche struttura dove posizionare nuove telecamere. E non è finita. E inseriremo magari anche una figura intermedia, noi abbiamo così definita il guardiano del quartiere, che potrà fungere fra il presidio locale e le autorità preposte alla sorveglianza. Di aeroporto parla invece in un'ottica di grande Treviso la sinistra trevigiana e il candidato Said Caibi di Coalizione Civica per Treviso, che ipotizza sul lungo periodo di trasferire lo scalo da San Giuseppe a Istrana. Grande Treviso, mettendo insieme il capoluogo e 10 comuni della cintura urbana, progetto e visione non più rinviabile secondo Coalizione Civica e il suo candidato sindaco Said Caibi, che consentirebbe di rimettere in discussione l'attuale posizione dell'aeroporto, dice, trasferendolo in parte o del tutto a Istrana. Stiamo proponendo di riflettere sulla questione dell'aeroporto. L'aeroporto di Treviso è una risorsa per la nostra città, è che immaginandoci una grande Treviso, cioè una città da 200.000 abitanti, è ovvio che non può essere compatibile quell'area e quel luogo con un aeroporto che vuole svilupparsi, anche per il semplice fatto che in questi giorni anche l'area Marazzato, che sono cominciati i lavori, caricherà ulteriormente di traffico quella realtà. Grande Treviso significherebbe anche rivedere le politiche sul turismo e i rapporti con realtà circostanti come Padova e Venezia e soprattutto dare un taglio ai costi della politica reinvestendo altrove le risorse risparmiate. La riflessione che noi facciamo è di utilizzare anche quelle risorse, quei denari, per invece incentivare la partecipazione dei cittadini, coinvolgerli realmente nelle scelte politiche, farli diventare degli attori importanti, oltre a costruire economia di scala per quanto riguarda i servizi. Ci sono servizi che offre il Comune di Treviso e servizi che il Comune di Zero Branco non offre. Io penso che invece oggi bisogna creare un'unica rete di servizi che fa risparmiare anche qualche soldino a tutte le realtà territoriali, a tutti i vari comuni, e che permette ai cittadini di avere la stessa offerta. E sul tema aeroporto interviene anche l'assessore regionale al turismo Federico Caner, perché l'aeroporto è anche uno strumento importante per il turismo di Marca. Le rotte della discordia, ma anche uno strumento strategico per il turismo di Treviso e della Marca. Si gioca su questo delicato equilibrio, esigenze dei residenti da una parte e sviluppo economico dall'altro, il rapporto con Save e il Canova. Con Casugana ai ferri corti da tempo sulle nuove rotte, ma secondo la Regione è un errore cruciale. Io credo che l'amministrazione di Treviso avrebbe dovuto in questi anni aprire un dialogo con l'aeroporto e anche con i paesi confinanti, penso a Quinto di Treviso, perché il tema è quello di cercare di tenere questo servizio venendo incontro anche alle esigenze dei cittadini, quindi questo penso in termini per esempio di numero dei voli e di sviluppo dell'aeroporto. Le due cose sono compatibili. E secondo Caner c'è un peccato originale a monte. Ritengo che non sia stata lungimirante la scelta di vendere le quote della città di Treviso all'interno dell'aeroporto. Io capisco che con questo si incamerano parecchi milioni di euro, ma si perde quella che è il ruolo strategico che la città aveva sull'aeroporto, che ripeto non è essenziale soltanto per la città di Treviso, ma per l'intero territorio trevigiano. Per questo bisogna lavorare anche a progetti che garantiscano maggiore fruibilità. Incentivati tutti quelli che possono essere i collegamenti tra l'aeroporto Canova e la città di Treviso, e in particolare alla stazione dei treni. Adesso la pubblicità, poi andremo da Giancarlo Gentilini alla vigilia delle nozze. Rieccoci in studio, in diretta a TG di Treviso, dunque alle 12 di domani a Viano, in Emilia, nel comune di Viano, le nozze tra Giancarlo Gentilini e la sua Maria Assunta Pace. Eccoli a poche ore da quell'evento. Ultime ore da fidanzati per Giancarlo Gentilini e la sua futura sposa Maria Assunta Pace, prima del matrimonio che verrà celebrato domani mattina con rito civile nel piccolo paese di Viano, unico comune leghista dell'Emilia Romagna, il cui sindaco è grande amico di Gentilini. È un grande amico mio, l'ho conosciuto
e ha seguito sempre il Vangelo secondo Gentilini. Gli abiti per le nozze sono già pronti, ma in valigia i due futuri sposi porteranno ben altro. Contengono l'amore che io ho trasfuso alla Maria, alla mia Maria. Si tengono per mano Giancarlo e Maria, che hanno deciso di coronare un amore cresciuto piano piano, iniziato come una semplice amicizia nata alla fermata dell'autobus. Gentilini, sulla soglia degli 89 anni, spazza via ogni polemica legata alla sua età. Qualcuno dice: ma lei, signor sindaco, è troppo vecchio? Ma l'età non conta. Conta soltanto che ci sia questa atmosfera di affetto, di amore. Maria racconta com'è il Gentilini lontano dalla politica, tra le mura domestiche. Una persona molto affettuosa, presente, romantico sì, è una persona molto sensibile e la sua durezza è solo apparenza. E poi svela il segreto per un amore duraturo. Di avere tanta pazienza e cercare di andare incontro alla persona che hai in fianco e cercare di trovare sempre un punto d'incontro in tutto. A fare da testimoni agli sposi saranno il figlio Antonio per lui e Mauro per Maria. Tra gli invitati non ci saranno esponenti politici, il loro sarà un matrimonio lontano da Treviso e dal clamore. Lo sospettavo, però non pensavo una roba così eclatante. Questa qua è anche una forma di affetto nei confronti di Giancarlo, però insomma per il mio carattere avrei preferito meno clamore. Gli amici, la lettura di libri e giornali, le chiacchiere, le coccole, la loro gattina di 22 anni. Così Giancarlo e Maria trascorrono le giornate insieme. Passiamo le giornate così alla sera, qua, e poi quello che è naturale è che sboccia l'amore. Un Giancarlo Gentilini innamoratissimo che descrive così la storia con la sua futura sposa. Questo è un diluvio universale d'amore. Ecco questo. Auguri agli sposi dunque, noi andiamo a Castelfranco adesso, un singolare esperimento, una specie di conclave laico in un teatro. Ma vi chiudete dentro? Certo, tutta la notte per Castelfranco. Come in conclave? Più o meno, un po' meglio. Chiusi dentro al teatro per 24 ore consecutive. È la singolare esperienza che stanno vivendo in queste ore una trentina di ragazzi di Castelfranco. 24 ore filate per replicare un metodo che molte multinazionali mettono in atto per i loro dirigenti. Solo che qui ci sono studenti, il committente è il comune e le idee sono per la città. Siamo una trentina di ragazzi capitanati da un gruppo di 5-6 volontari che hanno organizzato l'hackathon. Ecco il primo elemento che nulla ha a che fare con mendicanti o accattoni. Un hackathon è una sfida, nasce da una sfida informatica dove l'obiettivo è trovarsi in tante persone tutta una notte a sviluppare un progetto informatico. Noi l'abbiamo un po' modificata, l'abbiamo applicata alla cultura, al comune, quindi abbiamo pensato come possiamo risolvere le sfide che ha la cultura oggi, che ha il comune oggi, come il turismo, lo studio, la divulgazione. Allora abbiamo pensato, facciamolo fare ai ragazzi, impostiamo delle sfide, saranno i ragazzi che in una notte porteranno dei progetti per risolvere questo tipo di sfide. Quindi una sorta di ritiro spirituale per stimolare la creatività applicata al bene comune, ma anche per questi giovani la singolare esperienza di pensare, ma anche mangiare e dormire, insomma vivere per 24 ore consecutive dentro un teatro. Ma perché di notte? Perché diciamo che l'hackathon, dal termine hack, quindi hackerare, è una cosa che è molto legata agli sviluppatori. Gli sviluppatori di solito di notte si danno da fare più che di giorno perché sono persone di solito un po' asociali. Per ribaltare questo tipo di concetto sono sfide che durano 24 ore. Sacchi a pelo e computer, dentifricio e tablet, e tutto intorno quadri, palco e quinte per ispirarsi meglio. Il risultato lo vedremo domani quando i progetti verranno presentati proprio dal palco dell'Accademico a tutta la città, in una sfida tutta giovane alla migliore creatività. Abbiamo visto questo bando, diciamo, di questo progetto e volevamo sperimentarci in questo settore di progettualità un po' innovativo. Ma perché di notte? Cioè non si può progettare che di giorno? No, di notte al teatro. Perché le idee migliori vengono di notte. Oltre un centinaio tra imprese, imprenditori e lavoratori premiati oggi pomeriggio in Camera di Commercio a Treviso per quella che è stata la prima cerimonia che ha visto insieme le forze economiche delle province di Belluno e Treviso. Fedeltà al lavoro e progresso economico, questo è il titolo del concorso, la sua prima edizione. Ha visto la consegna di attestati ad aziende, imprenditori e dipendenti attivi dalle Dolomiti fin quasi all'Adriatico. Una ventina di dipendenti premiati, 30 le aziende con 3 start-up innovative, oltre alla cinquantina di attestati di benemerenza ad altrettanti lavoratori insigniti della stella al merito del lavoro.
E adesso il weekend che si preannuncia ad alte temperature, sentiamo il nostro esperto. Il caldo è pronto a farla da padrone. Se anticipo c'è già stato in questi giorni e in queste ore, il weekend continuerà sul percorso molto estivo. Un campo anticiclonico di origine africana, l'alta pressione Scipione, che porterà praticamente bel tempo con temperature in aumento e un clima decisamente estivo. Il sole dominerà quasi tutte le province, soltanto nel pomeriggio si potranno sviluppare dei temporali brevi, piuttosto brevi, seguiti da schiarite sulle Alpi del Vicentino e del Bellunese. Temperature, come detto, estive, con valori in pianura che potranno raggiungere anche i 29-30 gradi, circa 27 gradi invece lungo le coste. Preludio a un'altra settimana di sole? Non proprio, ritornano i temporali. Lunedì l'anticiclone Scipione verrà minato da delle correnti instabili che porteranno un graduale peggioramento del tempo anche sul Veneto, con la possibilità di alcuni temporali che potranno caratterizzare la giornata sia di lunedì che martedì e mercoledì, ma le temperature rimarranno su valori piuttosto gradevoli. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sul Triveneto grazie all'anticiclone Scipione. Vediamo il dettaglio di sabato 26 maggio. Sul Veneto bella giornata di sole, sarà bel tempo ovunque con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Occasionali acquazzoni possibili sul Bellunese al pomeriggio. Temperature minime tra 16 e 19 gradi. Valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo ovunque, salvo per residui piovaschi di debole intensità sulle aree alpine. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori con cielo al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. Le massime invece oscilleranno tra 26 e 29 gradi circa. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Bel tempo con ampio soleggiamento al mattino al massimo con poche nubi sparse. Nel pomeriggio però potrà verificarsi qualche acquazzone ma migliorerà via via col passare delle ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 16 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.